Dramma a Porto Tolle, bimba tedesca di 4 anni in vacanza con la famiglia, travolta e uccisa mentre raccoglie le more a bordo strada, si era allontanata dai genitori. Morto dopo una lunga agonia il piccolo di 11 mesi ricoverato al Borgo Trento di Verona, indagati i genitori, si sospetta la sindrome da scuotimento. Condanna all'ergastolo per il docente 50enne che nel giugno dello scorso anno con uno stratagemma invitò a cena per poi ucciderli i 2 fidanzati di Chirignago. Commozione per la scomparsa di Sergio Marchion, morto questa mattina nella clinica di Zurigo, il ricordo di Zaia e la storia dell'imprenditoria. Votò contro la decisione di Putin di invadere la Crimea, poi fuggì all'estero, arrestato a Cortina, il parlamentare dissidente russo si credeva al sicuro. Dopo giorni di nubi fragi e allegamenti in tutto il territorio, l'appello a Salvini da parte dei sindacati dei Vigili del Fuoco: abbiamo mezzi inadeguati. Il giorno dopo la presentazione del megaprogetto dello stadio a Tessera, i tifosi del Venezia sono fiduciosi, speriamo sia la volta buona. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete sentito dai titoli in primo piano, la cronaca tragedia a Porto Tolle, una bimba di 4 anni è stata travolta da un automobilista davanti agli occhi disperati dei genitori. La famiglia tedesca era in vacanza in un campeggio a Boccassette, sentiamo. Una frazione di secondo e si è consumata la tragedia. Una piccola di appena 4 anni, che si era allontanata dai genitori, è stata travolta da un automobilista. Il dramma è avvenuto in via 2 Giugno, a pochi metri dal mare. La piccola si era allontanata da mamma e papà per raccogliere delle more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada. È stato un attimo, un automobilista di 66 anni che procedeva sulla carreggiata l'ha investita. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza del SUEM 118 dell'azienda ULS 5. I sanitari hanno tentato disperatamente di strappare la piccina alla morte. Trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Rovigo, il cuoricino della piccola ha smesso di battere. La bambina di origini tedesche era in vacanza in un'area camper a Boccassette assieme ai genitori e altri 3 fratelli. Una vacanza vicino al mare per trascorrere qualche giorno di relax. Oggi la tragedia che ha lasciato l'intero paese sotto shock. L'amministrazione comunale e la polizia municipale hanno provveduto a trovare una collocazione momentanea ai 3 piccoli della coppia per permettere ai genitori di recarsi a Rovigo, dove è stata portata la bambina. La dinamica del gravissimo incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine. E purtroppo continuiamo con un'altra tragedia, non ce l'ha fatta il piccolo di 11 mesi ricoverato lo scorso anno a Borgo Trento, morto dopo una lunga agonia, e ora il sospetto atroce che a scuoterlo con violenza possa essere stato uno dei genitori indagati. È morto venerdì all'ospedale Borgo Trento di Verona dopo un ricovero lungo quasi un anno nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno tentato di tutto per salvare il piccolo di 11 mesi, sulla cui morte ora aleggia un oscuro presagio. I genitori sono indagati e sarà un'inchiesta a chiarire le cause del decesso. Il sospetto è una sindrome da scuotimento, ovvero l'ipotesi che il piccolo possa essere stato agitato, scosso per l'appunto da uno dei genitori, magari in un momento di disperazione, nel tentativo di farlo smettere di piangere. Questa manovra impulsiva però in una creatura appena nata e così delicata ha avuto conseguenze devastanti, provocando lesioni cerebrali al bimbo. Accuse immediatamente respinte dai genitori, una coppia di quarantenni veronesi che hanno anche un'altra figlia, precipitati nel dolore dopo mesi di incubo, cui si sono aggiunti i sospetti nei loro confronti, sempre negati, così come l'ipotesi di un coinvolgimento nella vicenda anche della figlia. A far scattare la segnalazione da parte dei medici alla procura era stato un ematoma riscontrato sul corpo del neonato al momento del ricovero. Ora sarà l'autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni a chiarire quanto accaduto. Ed ora ci spostiamo nel veneziano, un altro medico vittima di aggressione. Il direttore dell'ULS 4 chiede più agenti per garantire la sicurezza. Stava visitando una bimba di 4 anni accompagnata dal nonno per un mal di pancia, quando l'uomo è andato in escandescenze perché la dottoressa gli aveva appena consigliato di portare la bimba da un pediatra la mattina seguente, non riscontrando alcun problema particolare. È successo lunedì verso mezzanotte nel pronto soccorso di Jesolo. Il nonno, residente in Svizzera, ha perso la calma lasciandosi andare anche ad offese pesanti nei confronti del medico. Ad un certo punto ha anche cercato di prendere alcuni ferri in ambulatorio, tra cui pinze e forbici, e solo l'intervento di un infermiere robusto ha impedito che la situazione degenerasse, spostando l'uomo verso la sala d'attesa.
Lì però c'erano altri 6-8 parenti che hanno iniziato a loro volta ad offendere il personale in servizio. Il caos è durato circa un'ora, fino all'intervento di 2 agenti della polizia locale giunti sul posto per un incidente stradale, cui è spettato anche il compito di sedere gli animi. Sono situazioni che vanno condannate, il commento del direttore generale dell'ULSS 4 Bramezza, che chiede più personale ad occuparsi della sicurezza. I fischietti messi in dotazione infatti non sono sufficienti. Noi abbiamo chiesto la collaborazione della Questura di Jesolo attraverso il vicequestore dottor Fano, che ha dato subito la sua disponibilità, per cui ci saranno le pattuglie che loro hanno fuori durante la sera, faranno dei sopralluoghi al pronto soccorso, in modo che la presenza anche saltuaria, insomma, delle forze di polizia in divisa servono da deterrente, perché stiamo assistendo, soprattutto nei fine settimana, a tantissima gente che accede al pronto soccorso perché ubriaca e che tiene comportamenti altamente scorretti nei confronti del nostro personale. Bramezza insiste poi nella lotta all'abuso di alcol che a Jesolo fa da padrone nel fine settimana. Insieme alle forze dell'ordine dobbiamo operare con chi somministra l'alcol nei luoghi di divertimento il sabato sera, perché bisogna che diano un po' una regolata al fenomeno. Non si può pensare che un pronto soccorso il sabato e la domenica sia invaso da persone in coma etilico o che hanno grossi problemi di alcol, che quindi sono ingovernabili. Bimba nomade rapita per costringere la madre a borseggiare i turisti e restituire un debito di 10.000 euro. È inquietante la ricostruzione dei fatti resa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Assume contorni ben più inquietanti la vicenda di una bimba nomade rapita a Venezia 2 anni fa e portata a forza a Milano. Solo ora, infatti, dopo una lunga e complicata attività di indagine da parte della Direzione Distrettuale Antimafia, si è capito, tra omertà e timori di ritorsioni, cosa sia realmente accaduto. Quale storia di degrado e sottomissione vi fosse alle spalle. La piccola era stata strappata dalle braccia della madre alla stazione di Mestre dai parenti dell'ex marito per un debito di 10.000 euro che lo stesso aveva contratto con un congiunto. Per obbligare così la donna, 33enne nomade, rimasta a Venezia e madre di 9 figli, a borseggiare i turisti sino ad onorare il debito stesso. Il sostituto procuratore Fabrizio Celenza ha indagato per sequestro di persone ed estorsione 3 uomini e 2 donne di nazionalità serba o bosniaca, risultati irreperibili e che graviterebbero in campi nomadi tra Roma e Milano. 2 di essi avrebbero eseguito il rapimento alla stazione di Venezia Mestre, altri 2 avrebbero trattenuto la piccola a Milano. Una 22enne è morta finendo con la propria moto sotto le ruote di un tir. L'incidente è avvenuto a Monte di Malo, nel Vicentino. La giovane, di cui non si conosce al momento l'identità, era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo scivolando sull'asfalto e finendo sotto un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili e un'ambulanza del SUAM 118. Pronunciata la sentenza, carcere a vita per Stefano Perale, autore del brutale omicidio di Anastasia Shakurova e del suo fidanzato Biagio Buonomo Junior. Sentiamo. Ergastolo per Stefano Perale. Il giudice ha disposto il massimo della pena possibile al netto dello sconto determinato dalla scelta del rito abbreviato che in questo caso cancella l'obbligo di isolamento diurno per il docente cinquantenne che nel giugno dello scorso anno ha brutalmente ucciso nel suo appartamento di via Abruzzo a Chirignago Anastasia Shakurova di 30 anni, incinta, e il fidanzato Biagio Buonuomo Junior, 31enne. I 2 erano stati invitati a cena, narcotizzati e uccisi. Composta la reazione dell'imputato in aula. Ha ascoltato, come ha sempre ascoltato, tutte le arringhe dei difensori, in testa bassa, con uno sguardo visivamente emozionato. Ovviamente è una pena molto pesante, quindi si può immaginare cosa significa ascoltarla nei propri confronti. In mattinata il pubblico ministero Giorgio Gava aveva replicato all'arringa dei difensori di Perale, gli avvocati Lazzaro e Bortoluzzi, che avevano chiesto l'assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere. Che fosse un possibile epilogo altamente probabile, l'abbiamo sempre saputo, in quanto il compegno probatorio era particolarmente pesante.
avevamo evidenziato la lettura degli atti che a nostro modo di vedere risultava essere giusto rispetto al processo giusto che chiedevamo che fosse applicato. Il giudice ha ritenuto diversamente, ovviamente rispettiamo la sentenza, attenderemo di leggerne le motivazioni e dopodiché svilupperemo criticamente le nostre osservazioni in appello. Il giudice ha dato ragione all'accusa, cogliendo la tesi secondo cui Perale, reo confesso, avrebbe architettato in anticipo il duplice omicidio, mosso dalla gelosia nei confronti del rapporto che Anastasia aveva instaurato con il compagno Biagio. Condannato in primo grado per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, le accuse nei confronti di Perale sono di vilipendio di cadavere, violenza sessuale aggravata nei confronti di Anastasia Shakurova e procurato aborto. Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 400.000 euro per i genitori della ragazza, oltre che per il padre di Biagio, riservandosi in un secondo momento l'individuazione dell'ammontare del risarcimento danni. Il padre e la sorella di Buonuomo, infatti, a suo tempo chiesero 5 milioni di euro ciascuno, mentre i genitori e l'ex marito di Anastasia Shakurova, soffocata con un cuscino, ne chiesero 4 milioni totali. Il primo pensiero va all'uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari, ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso. Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la morte di Sergio Marchionne. Ha avuto occasione di conoscerlo, ricorda Zaia, ricavandone il senso di una persona di grande levatura. Di certo ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale, con lui se ne va un punto di riferimento dell'economia con la E maiuscola. Conclude che non sarà facile sostituire. Ed ora invece sentite la storia di questo rapinatore sbadato. A Vicenza, in via Ragazzi del 99, ha minacciato una commessa del negozio con un taglierino, salvo poi, sentite. Aveva pensato proprio a tutto, aveva verificato che all'orario di chiusura nel negozio di profumeria Ipersoap di via Ragazzi del 99 ci fosse soltanto una commessa e che nessuna telecamera avrebbe potuto immortalarlo. Si era messo in tasca il suo taglierino ed era passato all'azione. Una volta entrato come semplice acquirente, al momento di pagare la merce ha chiesto di usare il bancomat, salvo poi estrarre, oltre al portatessere, anche la sua arma. Ha minacciato la commessa, ha cercato di chiuderla nello sgabuzzino, ma non trovava le chiavi, così le ha solo intimato di consegnare l'incasso, circa 260 euro, per poi darsi alla fuga. Peccato che in quel portatessere rimasto accidentalmente sul bancone della cassa ci fosse stata anche la sua carta di identità. È stato un gioco da ragazzi per la polizia rintracciarlo, nonostante l'indirizzo della carta non fosse quello vero. Gli agenti della mobile lo hanno trovato e sono riusciti anche ad attribuirgli un'altra rapina commessa con le stesse modalità il 27 giugno ai danni di un negozio di scarpe in Borgo Santa Lucia. L'uomo vicentino di 48 anni racconterà ai poliziotti di aver avuto bisogno di soldi per comprare la droga. È indagato in stato di libertà per rapina. Quasi 4 milioni di euro di multa alla Miteni di Trissino. La notizia dopo la visita dei carabinieri del NOI in azienda di lunedì scorso. L'accusa è non aver comunicato agli enti preposti le analisi che già anni prima che scoppiasse il caso dimostravano la gravità della contaminazione. Una multa salatissima, una sanzione amministrativa che sarà impugnata dalla Miteni con un ricorso. Era questa la notifica presentata lunedì scorso dai carabinieri del NOE, confermata dalla stessa azienda, che però non aveva fatto trapelare molto altro. La colpa dell'azienda, secondo i militari del NOE, sarebbe quella di aver omesso di comunicare agli enti proposti le analisi chimiche che evidenziavano concentrazioni elevate di FOA e FAS nello scarico dello stabilimento prima che scoppiasse il caso. Omissioni di certificati, dunque, dal 2008 al 2013, puniti così con una sanzione pari a 2.000 euro al giorno. Il ricorso dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla notifica. E mentre in procura è arrivato il dossier corposo della Regione che potrebbe permettere al procuratore Cappelleri di chiudere l'indagine, i lavoratori che hanno livelli di FAS altissimi nel sangue hanno manifestato la loro preoccupazione per il destino occupazionale. L'azienda aveva già chiesto il concordato preventivo.
È stato arrestato dalla polizia a Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione Russa Dmitry Krivitsky, fuggito dalla Russia dopo aver votato contro l'invasione della Crimea voluta da Putin. Il parlamentare comparirà domani in Procura Generale a Venezia per un'udienza. Si trovava regolarmente sul territorio italiano, dove credeva di essere al sicuro dalla persecuzione politica di cui è oggetto. I legali denunciano la gravità dell'episodio, non certo il primo posto in essere dalle autorità russe, di cui è vittima un dissidente politico perseguitato per essersi permesso di opporsi ad un governo capace di condizionare anche la magistratura e le sue decisioni. Provocazione del segretario veneto del Partito Democratico e sindaco di Noventa, Bisato. Sentite che cosa ha chiesto al ministro degli Interni Salvini. Entro 10 giorni il ministro chiuda l'Hotel Paradiso e ripartiamo dall'accoglienza diffusa. Questa è la provocazione che lancia il sindaco di Noventa e segretario regionale del PD, Bisagno. Ha chiesto infatti al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere l'Hotel Paradiso, dove dal 2015 sono ospitati almeno 80 richiedenti asilo. Quella dell'esponente Dem è una provocazione lanciata alla Lega. È un'apertura all'accoglienza diffusa, perché in questo caso, in questo momento, proprio perché ci sono stati dei territori che hanno alzato la bandiera del no perché faceva comodo ed era una resa nel breve elettorale nei confronti dei cittadini, hanno fatto portare il peso a qualcun altro che lo porta anche per loro. Quindi io dico, ripartiamo da zero, tiriamo una bella riga nera in un foglio bianco e ognuno faccia la propria parte. Noi l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farla. In questi anni, continua il sindaco, abbiamo accolto più di altri. La quota di 3 richiedenti ogni 1000 abitanti è superata perché non tutti i territori hanno aderito all'accoglienza diffusa. Questi problemi epocali, le migrazioni sono dei fenomeni epocali, nel breve possono essere gestiti nei confronti dell'opinione pubblica con un bello slogan: finita la pacchia. Ma la pacchia in realtà o è finita per tutti, a questo punto, ripeto, chiudiamo per tutti quanti, nel caso mio anche l'Hotel Paradiso, oppure la si affronta con concretezza e serietà e soprattutto responsabilità, tutti uguali, tutti figli dello stesso Dio e non figli di un Dio minore. Inizio d'anno scolastico a rischio per le scuole primarie, mancano in Veneto le maestre, sindacati e regione lanciano l'allarme. Dove noi abbiamo meno maestre di quelle che sono in graduatoria, diciamo, e anche laureate, meno maestre di quelle che sarebbe esigenza avere. Nubi nere si addensano sul cielo delle scuole venete perché l'inizio del prossimo anno scolastico potrebbe essere davvero problematico, soprattutto per la scuola primaria. Già, perché se fino ad ora a lanciare l'allarme sono stati i sindacati, ora a chiedere un intervento urgente del Ministero è la Regione del Veneto. Mancano le maestre e se non si troverà una soluzione all'emergenza, il regolare inizio dell'anno scolastico è a fortissimo rischio. È lo stesso governatore Zaia ad affermarlo, rivolgendosi al ministro dell'istruzione Bussetti. A settembre in Veneto infatti tra pensionamenti e trasferimenti se ne andranno 888 insegnanti delle scuole primarie, mentre altre 850 maestre saranno escluse dalle graduatorie perché non in possesso della laurea, unico titolo abilitante. Queste maestre vedranno concluso il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato e ritorneranno a fare le supplenti con un contratto a tempo determinato, a meno che adesso appunto non si riesca a sbrogliare la matassa che si è creata, e in questi giorni c'è in discussione il decreto dignità che dovrebbe contenere anche qua un provvedimento di legge che va a sanare questa situazione. E domani una delegazione di queste insegnanti, che già più volte hanno manifestato in Veneto, andrà a Roma a protestare davanti a Montecitorio per chiedere al governo una riapertura delle graduatorie a tutti gli insegnanti abilitati, compresi quelli che insegnano da anni ma sono senza laurea. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Nel vetro.
Eccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale ed ora andiamo all'aeroporto di San Giuseppe a Treviso per lo sciopero del personale della Ryanair. Pochi voli cancellati, tra i viaggiatori qualche incertezza, ma la giornata si è svolta in sostanziale regolarità. Oddio, bisogna aspettarsi di tutto qua. Speriamo che parte. Sciopero del personale di cabina della Ryanair, 4 i voli in partenza e altrettanti in arrivo cancellati in giornata all'aeroporto Canova di Treviso. Annullati i voli da e per l'aeroporto di Parigi e da e per Malaga. Per le altre tratte una serie di ritardi, anche una ventina di minuti, ma voli comunque confermati. I passeggeri di quelli annullati sono stati avvisati tramite email o SMS, gli altri sono arrivati in aeroporto comunque in un clima di incertezza. Regolare, sì. Sono arrivato con 20 minuti di ritardo e parte con 20 minuti. Però regolare. No, è giusto il nostro, sì, tutto a posto. C'è un piccolo ritardo di 20 minuti, speriamo bene. Tutto regolare con i voli? Sì, tutto regolare. Sembra di sì, però non sappiamo, lì è scritto che parte, speriamo bene. Non lo so niente per il momento ancora. Sperate di partire? Speriamo, tutto bene. Al limite un po' di ritardo ci può stare? Sì, un poco sì. L'importante è che non si parla di giorni o annullamento volo. Possibilità che poi te l'annulli in corsa, secondo te o no? Spero proprio di no, sinceramente. Se dovessi annullarlo cosa fai? Torno a casa. Rinvii la partenza? Rinvio la partenza, certo, sì. 132 i voli annullati dalla compagnia low cost irlandese in tutta Italia, dove lo sciopero è stato proclamato solamente per oggi, mentre in Belgio, Spagna e Portogallo proseguirà anche domani. 600 quelli cancellati in tutta Europa, dove anche il giovedì si annuncia dunque una giornata di passione. Ed ora andiamo a Padova, pronti allo sciopero e a raccontare la loro versione dei fatti al Consiglio Comunale. I pompieri di Padova puntano il dito sulla gestione del maltempo dei giorni scorsi. L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco definisce una tragedia quella avvenuta nel fine settimana scorso, riferendosi a come è stata gestita l'emergenza durante i forti temporali e proclama lo stato di agitazione. Il maltempo in pratica ha messo in ginocchio il sistema di soccorso. L'accusa ai vertici è quella di non aver coordinato le centinaia di richieste di intervento, lasciando solo il personale a gestire un'emergenza di così grande portata. Un accavallarsi di iniziative personali e improvvisazione hanno portato in crisi il soccorso, fanno sapere i rappresentanti sindacali, supportato solo dalla buona volontà e dal senso del dovere dei vigili del fuoco. Sono state attivate da parte del comando delle procedure operative per rinforzare l'operatività del comando attraverso l'invio di colonne mobili, cioè personale da altre province o addirittura da altre regioni, per implementare il soccorso, che non vuol dire solo le squadre che operano nel territorio, ma anche le squadre che internamente garantiscono la continuità del servizio. Sala operativa provinciale funzionante solo per metà, impossibilità di comunicazione delle squadre impegnate sul territorio se non con telefoni cellulari personali, nessun raccordo con gli enti di protezione civile. Con queste accuse l'Unione Sindacale di Base proclama lo stato di agitazione, promuove uno sciopero provinciale e chiede di essere ricevuta in prefettura e di essere ascoltata nel prossimo Consiglio Comunale. Perché il sindaco è la prima autorità di protezione civile nel comune di Padova e quindi abbiamo chiesto un'audizione ai capigruppo per avere la possibilità di portare a conoscenza le difficoltà che stiamo vivendo come operatori del soccorso. Tantissimi interventi sono rimasti in coda, attualmente ci sono ancora 30 interventi da espletare, però noi facciamo un servizio di soccorso tecnico urgente, non possiamo rimandare un intervento di giorni. Forse questa è davvero la volta buona, anche i tifosi come il sindaco Brugnaro vogliono credere nella realizzazione del nuovo stadio, qualche timore però rimane. All'indomani della presentazione del progetto per il nuovo stadio che dovrebbe essere inaugurato ad agosto 2023, alcuni tifosi esprimono soddisfazione, senza però volerci credere troppo per non ricevere un'altra delusione. Di progetti ne abbiamo visti, sentiti tanti. Sembrerebbe che questa volta con il Presidente che sta facendo veramente molto sia la volta buona e noi come tifosi che ci siamo sempre stati e comunque sempre ci saremo, speriamo sia davvero la volta buona perché è una piazza comunque e una tifoseria con la sua storia che merita di avere questo stadio, insomma. E secondo me con il traguardo di ieri, anzi non lo chiamerei proprio un traguardo, con il primo passo di ieri si intravede il traguardo, ecco, questo sì.
Di presentazioni di impianti sportivi nel quadrante di Tessera, infatti, in passato ne sono state fatte parecchie e mai nessuna realizzata. Lo stesso Brugnaro su Twitter scrive: questa è la volta buona. Sarebbe ora, perché sono 60 anni comunque che gente prima di me ovviamente ha avuto questo sogno, e visto che sono passati 60 anni, insomma, penso che sia proprio l'ora che si realizzi per tutti, per la società, per la sua storia, per i suoi tifosi e per tutti, insomma. Il progetto è tanta roba, però c'è sempre la paura guardando gli anni passati, però la speranza è sempre l'ultima a morire. E sulle dichiarazioni del primo cittadino in cui dice di voler abbattere le tribune al Penzo per un nuovo quartiere residenziale a Sant'Elena, i tifosi commentano: io credo che ognuno è libero di scegliere il proprio spazio in curva. Noi ovviamente parliamo per la curva, però trovo giusto che le persone che da 30 anni e più forse vengono allo stadio e hanno scelto di andare in tribuna, non vedo quale motivo devono togliere il loro spazio. È giusto, come sono venuti fino adesso, hanno tutto il diritto di avere anche loro il loro spazio e divertirsi dove vogliono divertirsi e guardare la partita nel miglior modo possibile. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Giovanna Cordova, direttrice organizzativa di Tema Cultura Festival, Edoardo Siravo, attore. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di giovedì 26 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese in locale sconfinamento alle pianure occidentali. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Uno sguardo infine alle temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.